entrano tutti all'ultimo momento per motivi vari, che vanno dalla scaramanzia al traffico, al fatto che magari fanno fatica da farli entrare dai cancelli, insomma, ecco, questo che Assolutamente. Senti, ci sono le scelte, le abbiamo viste del mister che ridà fiducia davanti, insomma, quelli che pensavamo che hanno giocato poi anche le ultime partite, ancora Attis e Galeandro dietro a Sipos. sì. Cosa pensi tu? Le ultime partite magari Attis e Galeandro non sono stati brillantissimi, Allora, però io mi auguro, soprattutto me lo auguro, ma penso anche che un giocatore come Attis faccia più fatica a giocare in una partita contro l'Alcione che non contro il Vicenza, perché se il Vicenza attacca ti lascia degli spazi e la velocità di Attis negli spazi potrebbe essere devastante. E poi trovo con grande interesse, guardo con grande interesse e grande favore al fatto che Cavallini venga riconfermato, perché ha fatto secondo me un eccellente primo tempo sì. a Sesto San Giovanni, quindi questo mi piace. Ma anche Avrei voluto Critta vedere visto a qualche... destra non è dispiaciuto, anzi. Scusami, Anche Critta messo a destra non è dispiaciuto, quindi non è dispiaciuto, va ricordato, questo credo di averlo già detto, che c'è ancora il Ramadan e quindi essendo di religione musulmana, Marben Critta è chiaro che mangia in un orario tardo della notte, mezzanotte, quindi devono dargli delle integratori, bibite, insomma, qualcosa, sì. integratori per tenerlo tu, perché francamente ha fatto una buona partita anche a Sesto, ma non mi è sembrato molto convincente come in altre circostanze. E sì, poi tra l'altro lui comunque esterno, quindi in un ruolo molto dispendioso, no? Anche dal punto di vista delle energie. Arriva un Certo. Vicenza, Albino, che insomma lo conosciamo tutti, è una squadra fortissima, che si sta giocando tra l'altro nelle ultime settimane proprio la promozione, perché ha riaperto il campionato, quindi Sì, verrà sta qui a giocando cercare di la fare la promozione diretta, però se voi avete guardato è anche una squadra diciamo consolidata dal punto di vista anagrafico, perché se andate a vedere, a me sembra di aver visto soltanto adesso credo uno 03, un 2003, ma francamente sono tutti giocatori di una certa età, quindi con delle esperienze Sì, e quindi anche con delle capacità consolidate. io me la ricordo anche se è una squadra molto strutturata anche fisicamente, stava stato tra l'altro Sì, Ferrari in sì, campo anche lui, quindi sì, però sai, qui entrano in campo una serie di fattori secondo me che non sono trascurabili, tipo mancando Capone e Ronaldo gli si è tolto molto, hanno altri sostituti di un certo livello sicuramente alto, però devono giocare su un campo che non è nelle loro abitudini, cioè non è nelle loro corde, no? E questa potrebbe essere una carta da giocare con molta attenzione da parte del Lecco. Io credo che se noi li aspettiamo e poi giochiamo sulle ripartenze, i contropiedi, diventa una partita che si può anche interpretare con un'altra aspettativa rispetto a quella che magari molti temono in questa prima fase. assolutamente. Va bene Albino, allora niente, ti ringraziamo, ti lasciamo alla partita e poi ci sentiamo alla fine del primo tempo. D'accordo, A dopo, vediamo ciao. dopo. Ciao, Buona ciao. partita. Ciao, ciao, ciao. Intanto chiedo al nostro Lorenzo che tipo di partita ti aspetti, cioè il Vicenza viene qua secondo te a fare la partita lui perché deve assolutamente, se vuole continuare a rincorrere il Padova, prendersi questi 3 punti e sarà un Lecco magari più guardingo. Ma sicuramente, l'hai detto tu prima, è una squadra strutturata anche fisicamente e il Vicenza non ha alternative, deve vincere tutte. Quindi sicuramente verrà qua anche magari a cercare di imporre il gioco in maniera importante, però questa cosa qui potrebbe anche dare degli spazi di manovra all'Ecco, magari in contropiede. Comunque è una preda difficile questa sera sicuramente. Partita decisamente difficile. Intanto non vi ho detto chi arbitra, è un arbitro abbastanza esperto, Giuseppe Vingo di Pisa, con Davide Santarossa di Pordenone, Michele Fracchiolla, che non credo sia cugino di Domenico, di Bari, e Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, che come si dice quarta donna, non so, prima donna però, perché ce ne sono una. Sì. Poi quarta assistente è la signora Silvia Gasperotti. Ci seguono già in tanti da casa, allora andiamo a salutare Denis, ciao, che ci saluta, ciao Marco, Alfbrigno, saluti a te, Denis, ciao. Marco, voglio sentire cantare e urlare dallo stadio. Ah già, perché ciao dalla tribuna Marco. Giancarlo, ciao a tutti, ci aspettiamo una partitona. Forza Bagai. Ciao anche a Giorgio.
C'è sicuramente, intanto mentre Fausto cerca di capire dov'è la partita su Sky perché non si vede, andiamo a vedere anche quelli che sono stati i risultati delle altre partite, perché poi stasera si chiude questa 32esima, siamo già arrivati alla 32esima giornata, cioè sembra che è iniziato ieri il campionato. E allora, stasera si gioca Lecco Vicenza, Padova Pergolettesi, quindi danno comunque la concomitanza e la contemporaneità alle partite delle prime due, quindi questo va sottolineato, e Trento Alcione Milano. I risultati di ieri con la vittoria larga dell'Atalanta per 4-1 sulla Feralpi Salò, il colpo del Renate di Foschi che infila la seconda vittoria consecutiva, vince 2-0 a Lumezzane. Intanto eccoli qua che arrivano i nostri 22 del Rigamonti Ceppi sui nostri schermi. 2-0 del Caldiero sul Novara che si sta risalendo, il Caldiero sta ritirando su, bisogna dire che prova anche il Caldiero a giocarsi le sue carte a salvezza. Pro Vercelli Virtus Verona 0-0, Virtus che poi sarà la nostra prossima avversaria domenica prossima. Triestina Pro Patria 1-0, Union Clodiense Albino Leffe 1-3 e Arzignano Giana 1-0. Ecco qua i capitani che si stringono la mano, pronti, Rossi e Marrone per il sorteggio. Rossi che è un classe 1990, sono coscritti tra l'altro con Marrone, tutti e due del 90. Rossi è un altro giocatore di grande esperienza, naturalmente anche lui. Fausto, cosa ti vedo sconsolato, che succede? Se vuoi microfonarti così ogni tanto il sorteggio scegli la palla. No, noi? Vedi che allora noi diciamo sempre a ogni partita perché attacchiamo Dagliela loro la palla e gioca dall'altra parte. Sì, è una scelta. E invece ancora, però allora mi sembra che però andiamo No, sono giocano sotto la Nord, difendono sotto la Nord. difendiamo e quindi giocheremo il secondo tempo. Esatto. Vabbè, almeno quello, di solito era il contrario. Allora io volevo andare a vedere anche la carriera di Fausto Rossi perché ha giocato in diverse partite anche all'estero, ha giocato Real Valladolid e Cordoba tra l'altro, quindi No, sono scemi in due. Tanto c'è un minuto di silenzio, sì. C'è naturalmente, ci sono delle assenze, nell'Ecco va ricordata l'assenza pesante di Battistini, che non ce la fa e non è nemmeno in panchina per quanto riguarda il Lecco, che però insomma poi in panchina ha tante alternative. Non so se tu hai visto la partita l'ultima. No, non l'ho vista, ho visto solo alcune azioni in TV, ma non ho visto la partita. Comunque ci si aspettava magari Zanellato dall'inizio e invece ancora non gli dà una chance, probabilmente non lo vede ancora dall'inizio. Sai, avendolo sott'occhio tutti i giorni può valutare lui se magari non è ancora Fisicamente pronto però. Sì, esatto, una condizione tale per cui magari può tenere tutta la partita, o preferisce inserirlo quando magari l'altra squadra è un po' più stanca, diciamo così. E speriamo che intanto è cominciata la partita, che questo Vicenza si possa stancare. Io mi aspettavo magari, ma sono già 2 o 3 partite, visto che sia Attis che Galeandro dietro la punta stanno un po' facendo fatica, no? Aspettavo magari una punta in meno, un centrocampista in più, visto che adesso li hai con Zanellato per esempio, puoi far giocare Zanellato, Marino e Frigerio, e invece continua con questo schema. Intanto brutta palla, però si impegna Cavallini e riesce a recuperarla e si riparte dai difensori con Fausto, vai. Allora è ufficiale che siamo in ritardo di 50 secondi rispetto a Padova Pergolettese. Sì. Così dice il nostro socio qua.
su Sky. E poi rispetto al Campionato falsato, quindi. sì, Sì, falsato. E poi rispetto a chi ha vinto la palla, che siamo stati noi, il Vicenza ha deciso di attaccare verso la nord. Non gliel'hanno detto. Proprio quando non gli hanno detto, non gliel'hanno detto proprio dove erano due i nostri, che non hanno controllato. disorientati totali. Vabbè, anche questa è la Serie C, ragazzi, ma il bello della Serie C è questo, insomma. Riparte Ferrini, poi Marrone, e giro palla con Martic che è cresciuto tanto nelle ultime partite, lo abbiamo detto, poi sbaglia consegnando la palla a Sandon che apre, però anche lui sbagliando non trova Rossi che si era allargato sulla destra. Eccolo qua mister Stefano Vecchi, che tante volte abbiamo affrontato in questi anni, fin dai tempi della Trizium, con cui fece molto bene già all'epoca. Ormai sono passati più di 10 anni, sì, 12 o 13 anni, mi ricordo di aver assistito a una partita sulla terrazzina di Trezzo d'Adda, non so se ti ricordi, Fausto, una specie di impalcatura, ci avevamo messo, non so se c'eri anche tu, eravamo due testate diverse all'epoca, però con le telecamere sulla specie di impalcatura, una roba, un accrocchio, come dicono da certe parti. Rimessa laterale per il Vicenza in zona d'attacco, e andremo a vedere subito se sarà il Vicenza, la squadra di Vecchi, a fare la partita come ci aspettiamo, oppure no. Lecco, se avrà il coraggio di provare a giocarsela a viso aperto. Lecco che non segna da più di 3 partite, perché sono 3-0-0 consecutivi, quindi 3 pareggi. Bisogna sbloccarsi anche da quel punto di vista. Rossi si porta fuori il pallone, no, la gioca, e allora cerca Ferrari, l'anticipo della difesa bluceleste. Allora si riparte indietro dalle Verb, che deve sull'attacco di Sipos andare da Confente, che rilancia lungo, e attenzione perché Ferrari cerca di agganciarla e esce bene Furlan. Furlan è un altro che, Lorenzo, in queste partite è come se ci sta mettendo del suo. Sì. È sicuramente un portiere che fra i pali è molto reattivo, e la reattività, soprattutto quando magari ci sono i tiri ravvicinati, è una dote fondamentale per il portiere. È un buon portiere comunque. Frigerio dentro per Sipos, aggancia male al limite dell'area, però rilancia male anche il Vicenza. Cavallini, la crossa dentro per Sipos, l'anticipo su di lui di Confente, che travolge anche un compagno, che si fa male al piede, prende proprio cadendo gli schiaccia il piede. Qui Sipos bravo ad andarci, rivediamo Cavallini, crossa bene, però bravo Confente in anticipo su Sipos. Sipos i movimenti li ha da centravanti, a volte un po' il controllo che magari non è proprio sofisticato. Quando è un giocatore che si gira un po' per il campo magari fa un po' di fatica, però a ridosso dell'area di rigore c'è movimenti proprio da punta vera. Assolutamente, qui è stata un'ottima opportunità con il Lecco, che comunque sta recuperando diverse palle, poi sempre qualche errore tecnico di troppo, ma da ambo le parti, quindi questo va detto. Poi cercheremo anche di capire quanti spettatori. Fausto, non so se è stato detto magari quanti spettatori possono già esserci, non so se il collega di Sky magari ha detto quanti spettatori, no? Cercheremo di capirlo anche con i nostri inviati, naturalmente la nostra Benedetta Panzeri, il nostro Matteo Bonaccina dallo stadio, oltre ad Albino Alborghetti. Poi in serata, direi anzi domani mattina, troverete poi il nostro LCN Aftermatch con i contenuti di approfondimento. Sipos che viene e smista bene il gioco a sinistra per Cavallini, che sta facendo bene, se la merita la maglia da titolare, perché l'ultima partita ha giocato decisamente bene, giocatore che stiamo scoprendo di fatto nelle ultime partite, ma direi assolutamente bravo e meritevole di questa maglia da titolare. Tanto rimessa laterale ancora per il Lecco, vediamo se riusciamo a restare là davanti. Recuperiamo ancora il pallone con Cavallini che riceve da Ferrini, prova l'1 contro 1, va alla cross, Attis, non so se lui è l'ultimo a toccarla o c'è calcio d'angolo, no? E quindi Attis che al quinto minuto, rivediamo. Sì, la colpisce di testa, solo che ha difensore dietro che gli dà un po' fastidio, lo anticipa in qualche modo, comunque non gli fa colpire benissimo. Però un Lecco, ti aspettavi un Lecco così arrembante? No, sinceramente no, pensavo il Vicenza fosse più arrembante, ma vedo che comunque stanno tenendo bene quelli del Lecco. Sono già due, diciamo, i tentativi
del Lecco in gioco aereo. Sì, il Vicenza l'ho visto parecchie volte in TV, è una squadra che non ha bisogno di giocare benissimo per vincere, quindi è difficile da incontrare. Beh, anche perché comunque con quella ricchezza tecnica, Certo. diciamo che Sì, ma hanno. dico, sai, quando lo incontri magari hai la sensazione di prendere il sopravvento, ma anche nella partita di andata il Lecco giocò una buona partita e perse 1-0. Diciamo che le grandi squadre hanno un po' questa Certo. caratteristica, vale un po' in tutte le categorie, vale anche in questa Serie C con Padova e direi soprattutto col Vicenza, ma poi sarà un po' il campo a vedere chi fra le due meriterà di salire di tornare dopo tempo in Serie B. Una serie di batti e ribatti nella metacampo del Lecco con Marino che prova a mettere ordine, bravo Cavallini, Ferrini rilancia nello stretto, colpo di testa di Sipos, Marino la fa, anzi Galeandro si prende un bel fallo, vuole anche il giallo ma per l'avversario non è di questo parere il signor Bingo di Pisa. E allora sarà calcio di punizione per il Lecco affidato a Marino. Vicenza tutto dietro la linea del pallone, Martic apre per Critta, eccolo l'80 blu celeste al primo pallone toccato, Attis, buono l'impatto di Attis che ha fatto un po', diciamo, lasciato un po' desiderare nelle ultime partite, oggi invece sembra aver iniziato quantomeno col piglio giusto, un minuto di silenzio per chi? Io non l'ho capito, non so se si è capito, poi Fausto magari ce lo dice adesso, mentre Martic si prende la rimessa laterale, 3200 dice Denis forse. Gli spettatori 600 vicentini suggerisce Per il professor Riccardo Agabio, ex vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012 ok. e storico presidente della Federginnastica. Ok, intanto Walter salutiamo, tornato in Germania, e anche Fausto Consonni che salutiamo. Forza Aquile voliamo, scrive No. Lenz. Buon recupero palla del Lecco da Frigerio Marino e poi a Cavallini, non c'è fretta però allora sceglie di ripartire da dietro da Marrone, anche Marrone comunque recuperare Marrone Martic dietro, diciamo che in difesa siamo messi bene, no? Sì, sì, ma poi mi sembrano tosti fisicamente, tengono botta anche sui contrasti. Critta quindi- entra in area da destra, mette dentro il pallone, l'anticipo del portiere che poi si scontra ancora una volta con un difensore, un suo compagno, ma c'è stato un anticipo su Sipos se non sbaglio, che era stato bravo ad aggredire il primo palo, la voglio rivedere, però ancora una volta un traversone messo dentro, crea scompiglio, no addirittura L'ha Galeandro, presa prima il portiere, poi cosa fischia però, perché poi la tocca Galeandro. sì, dopo. mi sa che gli è andato addosso Galeandro. Solo Lecco però a produrre azioni offensive, questa volta a destra, con Critta che lo abbiamo visto per la prima volta sgroppare, e ancora una volta con Fente, bravo a anticipare Galeandro, però sembrano situazioni quasi, attenzione a colpo di testa, a servire il Vicenza in area, poi arriva Della Latta che si trascina il pallone, qui Critta bravo perché comunque voleva guadagnare la rimessa dal fondo, si deve accontentare della rimessa laterale perché Della Latta poi è bravo a sporcargli il pallone. Brivido però per un attimo nell'area blu celeste con questo colpo di testa a servire, se non ho visto male, Morra, e Valente intanto che dà istruzioni ai suoi. Ti dicevo Lorenzo, per adesso Lecco comunque in grado, sembra quasi studiata Sì, questa, sì. no? Dalle fasce, palle dentro per mettere un po' in difficoltà probabilmente anche la difesa. La partita la sta facendo il Lecco. E Vecchi in piedi davanti, un po' impietrito davanti al campo, forse si aspettava un inizio diverso, non lo sappiamo, siamo tutti sullo 0-0, sono tutte sullo 0-0, tra l'altro le partite di questa serata. Intanto ciao Gianluca, ciao Maurizio, ciao Lorenzo Eterno Capitano, ti saluta Ciao. Maurizio Perego, Gianluca Buffano, buona serata, ciao Lorenzo, questo è l'ambiente Ciao. che merita questa città. Poi Tommaso, forza Vicenza, vai con lo bagniamo perché la bestemmia anche no, per cui Fausto se vuoi provvedere tu, le rivai mai a Gat Giancarlo
lo apostrofa subito. Intanto Fausto è il nostro, Fausto ora provvede subito perché va bene. L'incitamento per il Vicenza te lo possiamo anche lasciare, la bestemmia no, quindi si va avanti con il Lecco che cerca bene Bravo. Sipos che evita il fuorigioco con un bel movimento di ritorno. Attis si propone, detta il passaggio anche Galeandro e Sipos sbaglia. Poi però Sipos la Bravo. botta improvvisa col destro, la parata di Confente sotto la traversa. Grande occasione per il Lecco. Sembrava finita l'azione. Invece Sipos gran destro, rivediamo Sipos serve male Galeandro che però riesce, anzi Gavallini che riesce a restituirgli con la punta il pallone e poi Sipos arriva a calciare da fuori area, violento e guadagna il calcio d'angolo. È stato bravo qui Sipos, no? Sì, ottimo inizio del Lecco comunque. Devi stare attento con queste squadre qua perché l'ho detto prima, sembrano in difficoltà, poi magari fanno la giocata, però il Lecco Sta giocando veramente bene. Primo calcio d'angolo della partita per il Lecco, allora va a batterlo Critta col mancino. Movimento in area, ma è un bel Lecco in questi primi 12 minuti, molto bello. Sipos di testa, non trova nessun compagno, insegue la palla Frigerio che viene attaccato da un avversario, si propone Martic per il passaggio, Frigerio va l'1-1 e punta il fondo, prova poi bravo a mettere dentro questo pallone, attenzione perché sbuca in area Galeandro che però non riesce a ottenere granché da questa azione. Noi ci prendiamo il primo break di serata. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. E però ce ne sono tanti anche di Vicenza. Tanti sì del Vicenza, credo che qualcuno parlava di 500-600, non so Fausto se tu puoi confermare, c'era questo... Quanti? 600? Non so se sono tutti lì in curva sud o magari qualcuno anche ne... Beh, arriverai a 3.000 persone, di solito quando c'è il Lecco 2,5, grosso modo. Come pubblico quest'anno, sì, 2,5, 2,7 abbiamo fatto più o meno questa media qua. Con la Feralpi era 2,7. 2,7 con la Feralpi, sì, col Vicenza ovviamente, ecco, diciamo che tra la differenza 3.200 può essere anche proprio i tifosi che ti arrivano da Feralpi a Vicenza, c'è una bella differenza di pubblico, eufemismo, quindi può essere anche quella un po' la differenza. Una serie di colpi di testa, Attis, bello per Galeandro che la stoppa bene, apre sulla destra dove c'è Critta, si propone Attis, detta il passaggio, Critta invece preferisce portare palla, poi si accentra, poi va un po' a scontrarsi con un muro di maglie biancorosse, qui Critta poteva tunnel su Frigerio, prova a distendersi poi, però Critta torna a recuperarlo, questo pallone non lo lascia ai vicentini, bravo. Diciamo che aveva letto un po' male la situazione di prima, si era un po' intestardito, poi però generoso come sempre, intanto Furlan la butta via, però solo Lecco in questi primi 14 minuti deve farsi ancora vedere il Vicenza nell'area del Lecco e speriamo che passi il più tempo possibile. Si può indemoniato, scrive Giancarlo, sì, direi che è ottimo l'inizio di partita, ma Lorenzo giocava nel Lecco, Denis, guarda, ne ha giocate solo 485 tipo, Non lo so quante tante, sono, però cioè, tante. vado a memoria, l'ho scritto 2 anni fa nel nostro libro, non mi ricordo, però sono tante. Sono tante, sì. Lorenzo però una felpa così non va bene, te ne do io una se vuoi Gianluca ti scrivo. Ah, va bene. Ne ha giocate talmente tante che non si ricorda neanche. No, esatto. Che quando ne giochi poche ti ricordi. No? Diciamo che nessuno ne ha giocate quante lui. No. Ecco, su quello siamo sicuri. Poi dopo controlliamo anche il numero esatto. C'è una rimessa laterale in favore del Vicenza davanti alla panchina del Lecco con Costa, il 32 biancorosso che non ha avuto modo per adesso di farsi vedere. Se mi ricordo un paio di anni fa indemoniato contro di noi, me lo ricordo, forse durante i playoff avevamo incontrato il Vicenza 2 anni fa, Fausto? No? Giocava nel Foggia quando Giocava è stato in Foggia, Serie bravo, B, però qui a Lecco era squalificato. Giocò a Foggia. A Foggia, no? Ecco perché io me lo ricordo che fece una bella partita contro di noi, probabilmente Un con buon Foggia, giocatore, Costa. sì. Rimessa lunghissima proprio di Costa che va a cercare Ferrari, colpo di testa di Martic
Poi sbagliano, Attis prova a ricorrere questo pallone, ma Leverb in anticipo si allarga sulla destra, prova a buttarla dentro, Furlan la fa sua. Certo, questi palloni sono abbastanza pericolosi perché, come diceva Lorenzo prima, loro possono permettersi una giocata del genere, magari sbloccarla, fanno sicuramente meno fatica di noi, e facciamo comunque, abbiamo delle difficoltà, lo dice il campionato, a segnare. Sì, Magari stiamo producendo, da quando è arrivato Valente produciamo molto più sì, occasioni, assolutamente. però continuiamo a far veramente fatica. Cioè, se non segna Sipos, fondamentalmente chi fa i gol in questa squadra è un po' il punto di Ne ha fatti un po' Critta, no? Ne ha fatti 4 o forse 5. un paio. No, non so. poi non lo so. Mi sembra un paio, adesso vado a controllare, però intanto volevo andare a vedere anche i precedenti con il Vicenza che ci ha preparato il nostro Lanfredo Birelli. Sono 11 soltanto, avrei detto di più. Una vittoria del Lecco, 8 del Vicenza e 2 pareggi. Diciamo che la tradizione non è molto favorevole. In casa l'unica vittoria del Lecco, adesso andiamo a recuperarla, ed è molto, molto recente, 2022-23, 3-0 nel Lecco, che poi venne promosso, direi, quell'anno lì in Serie B. Il cross in area, Martic spazza, poi Sipos bene con lucidità, serve Marino e vuole fare ripartire il Lecco con raziocinio, si gira su se stesso e poi apre su Cavallini a sinistra. Poi c'è stata naturalmente la partita dell'andata, l'1-0 del Vicenza, no, scusate, 2024-25, qui c'è un errore perché 2024-25 allenatore Alessio Tacchinardi, direi di no, c'è un errore nella grafichetta del nostro Lanfredo, direi che al 4 di novembre era già Volpe l'allenatore, se non sbaglio, 4 novembre del 2024, perché a ottobre e a ottobre ancora sì, prima, forse era la seconda partita sua secondo te. E poi vi volevo anche fare vedere qualche statistica. Intanto nel ritorno, il cammino del Vicenza, l'ultima sconfitta in trasferta del Vicenza 9 febbraio 2025 con la Feralpi 2-0, ed è stata poi proprio l'ultima sconfitta in campionato. Nelle ultime 5 sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi per quanto riguarda la squadra di Vecchi. Tanto il rilancio di Furlan, colpo di testa di Attis, che è molto attivo fisicamente, sta facendo partita di lotta, ma la sta facendo bene, sta facendo valere i suoi centimetri oggi, no Attis? Mi Loro pare. sono tosti fisicamente, anche sui contrasti, arrivano prima quelli del Lecco. Sicuramente sta facendo una buona partita. Io credo che Lecco sia anche in crescita un po' dal punto di vista fisico, no? Sì. Dopo l'arrivo di Valente. Sì, Stasera poi- direi bene sotto tanti punti di Sì, vista. è vero. La voglia, l'attitudine No, offensiva. ma anche la qualità del gioco Eh. comunque è buona. Qualità che poi si era vista anche nell'ultima partita, ma era durata pochi minuti nel primo tempo, poi si era un po' spento con la Feralpi il Lecco. C'è il vantaggio della Pergolettese a Padova 1-0. La Pergolettese a Padova, questa è sicuramente un risultato importante per adesso, perché la Pergolettese va a... No, se mi si aggiorna la classifica, no? 40? 42? Tanto sbaglia ancora il Vicenza, una... Sì, adesso mi si è aggiornata. 42, sì. Vi ho detto della vittoria della Triestina che si è riportata a 33, sarebbero 38 i punti maturati sul campo, ma c'è la penalizzazione di 5 punti che la riporta a 33. In questo momento il Lecco è fuori dalla zona play-out. Certo, con una vittoria stasera sarebbero 3 punti super pesanti nella lotta alla salvezza, insomma evitare i play-out, che in questo momento comunque si farebbero perché non c'è la distanza, no, necessaria per annullarli, perché si stanno riportando su Caldiero, Pro Patria, se fino a qualche settimana fa si pensava, Sì. no, che si potessero anche evitare, invece andando avanti di questo passo probabilmente i play-out ci saranno, quindi peccato Attis qui un po' lungo, il pallone di ritorno su Critta, stava cercando, dialogando anche nello stretto con qualità, come diceva prima Lorenzo, il Lecco di
di portarsi su con qualità. Salutiamo anche Dragan. Vicenza sulla destra, c'è però l'ottima chiusura di Ferrini. Si era alzato Cavallini lì e era rimasto Ferrini a presidiare quello spicchio di fascia. Ma io credo che tra l'altro molti giocatori del Vicenza ancora non siano entrati in partita, no? Il Vicenza per adesso non è entrato in partita. Ha cercato dei lanci lunghi, ma Con poco gusto. sì, lo so, però sai, una formazione così che può giocare paradossalmente anche sul lancio diretto davanti diventa pericolosa, perché se appena ti scopri E loro sono pronti. sono bravi, sì. Ti ripeto, io il Vicenza così in difficoltà, quando l'ho visto giocare è la prima volta che lo vedo. Probabilmente non si aspettava un Lecco così arrembante, no? Così. Beh, tosto fisicamente il Lecco. Fausto, volevi intervenire, no? Buonissimo Lecco comunque nei primi 20 minuti di partita, che ha fatto la partita e ha creato, anche se vogliamo, le situazioni più pericolose. Si gioca a centrocampo. Ora il Vicenza che cerca di tenere un po' più palla, lancio su Ferrari, concede Martic il primo corner della partita per i vicentini, se non sbaglio il primo. Sì. E poi loro hanno Costa, li batte sia a destra che a sinistra, un bel mancinone pericoloso. Assolutamente, adesso può portare poi i tanti centimetri di cui è dotata la squadra di Vecchi nell'area di rigore del Lecco. Su questo piazzato vediamo. Va a battere proprio Costa col mancino, traffico nell'area piccola, andrà proprio lì, la palla sfila e poi riesce in qualche modo il Lecco ad allontanarla ma non a ripartire. E allora ancora Costa che mette dentro per Ferrari, direi in posizione di offside, abbastanza netto, ma viene infatti fermato dalla sbandierata del guardaline. Poi Ferrari che va a scherzare anche con il direttore di gara Vingo. Fausto? Vantaggio del Trento sull'Alcione. E allora vantaggio anche del Trento sull'Alcione, Trento che con questi 2 punti aggancia l'Albino Leffe, credo, al 4° posto in classifica. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Rieccoci in diretta, 24 minuti su cronometro, 0-0, non riesce il Vicenza a rendersi pericoloso, a creare occasioni per diciamo, creare dei pericoli nell'area di rigore blu celeste. Lecco è messo bene in campo, prova ora, peccato scivola qui Critta, poi però riconquistiamo Attis, bravissimo, Attis sta giocando una bella partita, mi sta veramente piacendo stasera, forse la sua migliore partita per attitudine, per voglia e per qualità stasera. Cavallini, anzi Ferrini probabilmente che insegue il pallone, Cavallini si era già proiettato in avanti, Marino, Frigerio, tutto di massimo 2 tocchi, poi Attis, bravo. Galeandro, vediamo se fa, era bella l'intenzione perché in verticale la palla per Sipos però intercettata dalla difesa del Vicenza, poi va a prendersi un calcio di punizione Zonta e c'è il fischio del direttore di gara. Intanto c'è una domanda di Daniela che salutiamo: posso sapere se il Blu Celeste ci sarà domani sera? Grazie, Fausto annuisce, quindi domani non perdete l'appuntamento. Intanto attenzione, Ferrari va a recuperare il pallone, sfida l'1 contro 1 Matic che gliela porta via
con qualità, con fisico e con caparbietà, insomma, non un avversario facile, ma è andato a recuperare bene il pallone. Poi Frigerio allontana, prova a far ripartire i suoi, ma c'è la giocata difensiva di Leverb. Buonasera a tutti, Aldo, ciao, che bello vedere il capitano, Aldo vecchio cuore blu celeste. Grazie. Ora Vicenza che prende insomma un po' di più l'iniziativa, Costa si schianta su Critta, no, meno male che non si sono scontrati testa contro testa, arriva però la segnalazione, gioco pericoloso probabilmente di Costa qua, vediamo, sì Che miseria. fa tirare, nel dubbio tira sia una ginocchiata Sì, sia una sì, gomitata esatto. a Critta in elevazione, quindi ci sta, la curva che canta mi emoziona, dice Denis, noi non sentiamo naturalmente da qua i canti, ma certo siamo d'accordo, emoziona sempre. E Spero lo stadio è bello così. lo stadio è bello, bello, sì, sì. con le due curve comunque Molto piene. bello. Quest'anno abbiamo potuto vederlo insomma con la Triestina, comunque c'era abbastanza col Padova. Col Padova abbiamo già giocato a Lecco, Fausto, non mi ricordo, sì, sì. E col Vicenza, direi comunque squadre, no, almeno queste Certo. tre con Sì, però comunque lo stadio di Novara. Lecco è vero, quando arrivano anche gli avversari acquista ancora più valore, però i tifosi del Lecco mi sento di dire che quest'anno veramente è incommiabili. È incommiabile, assolutamente, anche l'anno scorso, cioè, nel senso, Sì, lì sì, è vero, cioè, però no, è assolutamente, campionataccio, certo, è vero. però quest'anno veramente Beh, l'atmosfera è brutta palla. da stadio vero. Brutta palla persa da, non ho visto se Marino, non ha trovato Critta, non si è chiuso questo passaggio. E Vicenza che ora tiene più palla sicuramente in questi 7-8 minuti, dopo il 20° ha avuto un po' il sopravvento la squadra di Vecchi come controllo del gioco, l'Ecco però non sta rischiando al momento nulla. Certo Lorenzo, come dici tu, se li lasci un po' giocare Sono questi pericolosi, sì. limite dell'area, Frigerio interviene, la butta fuori ma subisce fallo, ma non c'è fallo, subito una sportellata da Ferrari. L'arbitro però ha lasciato giocare, le immagini indugiano su Vecchi, sempre impassibile un po' in questa sua maschera in volto, e poteva, Fausto dal tuo sguardo capisco che poteva fischiarlo anche. Secondo me era fallo questo. Costa, Attis in Bravo. scivolata, che attenzione alla partita di Attis, davvero bravo. Rimessa in zona d'attacco per i Veneti che allora salgono con diversi giocatori, lunga in area, colpo di testa, poi Frigerio deve allontanare, preferisce spazzare subito senza troppi indugi, non trova però Sipos che si era un po' schiacciato, allora si ricomincia, un po' di brividi perché qui nello stretto i giocatori del Vicenza però riescono a uscire bene, la palla sulla destra per De Col che aveva crossato, ma c'è stata ancora una volta la difesa dell'Ecco a mettere fuori. Con calma Rossi viene a prendere palla molto indietro, apre su Sandonna a sinistra. Una delle prime volte che il 73 braccetto della difesa si sgancia così alto in sovrapposizione su Costa. Leverb apre per De Col a destra, che poi viene anticipato dall'ottima lettura difensiva di Ferrini. Anche Ferrini sta facendo Sì. davvero bene, no? Un buon difensore, sì. Ha sbagliato veramente poco in questi 2 mesi da quando è arrivato, più o meno. Direi tutte partite positive per lui. Eccoli qua i supporter blu celesti inquadrati da Sky in curva nord, che non fanno mancare il sostegno alla squadra di Federico Valente. Ciao anche Viviana, speriamo di durare più di mezz'ora, sempre blu celeste. E Giancarlo, se riusciamo a tenere questi limiti, sembra che un po' da casa siano preoccupati di questo, ma direi che ne hanno ben donde perché nelle ultime partite il Lecco aveva fatto fatica a durare, più di un tempo sicuramente, ma comunque era calato molto nella qualità soprattutto e anche da un punto di vista fisico durante la partita, quindi questo un po' può essere probabilmente
Tanto il leitmotiv della partita, la palla in area scodellata, a cercare Morra che la mette giù, si propone Costa. Vediamo se la palla va a lui perché è raddoppiato Morra. Sì, il cross, dov'è finita la palla? È sparita e probabilmente rimessa laterale in zona d'attacco per il Vicenza. E direi che ormai in 10 minuti il Lecco sta facendo più fatica adesso. Sì, è anche comprensibile perché hanno giocato a un Cercano, ritmo- scusa, un fallo di No, mano. figurati. Chiedevano un fallo di mano ai giocatori di Vicenza, ma l'arbitro ha lasciato giocare, vai. Stavo dicendo che comunque loro sono pericolosi perché buttano questi palloni e vanno a fare la guerra, però azioni manovrate come l'ha fatto il Lecco prima, finora il Vicenza non l'ha ancora fatto. Assolutamente. Provano altre, diciamo così, con altre caratteristiche loro a fare male alla formazione bluceleste, ma per adesso, come giustamente sottolineavi, non ci sono riusciti. Si ricomincia con la rimessa laterale di Furlan. Le altre partite sono sull'1-0, lo ricordiamo, pergolettese all'Euganeo di Padova, e questa potrebbe essere un Sì. risultato pesantissimo in ottica Pesante, sì. campionato. Anche qualora dovesse comunque finire qua in pareggio, recupererebbe un altro punto il Vicenza. Vittoria del Trento momentanea sull'Alcione per 1-0. Se pensi che il Vicenza comunque si è avvicinato adesso, ma è sempre stato 5-6 punti, quindi sono stati molto bravi a rimanere sempre anche a 10 punti, quindi figurati. Vuol dire che è una squadra di carattere comunque, oltre che forte come Oltre che di qualità, organico. quello assolutamente. Tu dovessi dire una delle due che magari hai visto, comunque hai visto entrambe quest'anno, chi ti senti di poter dare come favorito? Sinceramente, in questo momento secondo me il Vicenza è qualcosa in favorito, più. sì. C'è rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione di Valente. Ci rifacciamo vedere dopo qualche minuto dalle parti della difesa dell'area di rigore del Vicenza. Colpo di testa da allontanare dalla difesa, poi Frigerio, Attis si gira, calcia. Malino, direi, perché la palla finisce forse addirittura in rimessa laterale. Sì, fallo laterale, sì. No, sì, sì. Però comunque buona la predisposizione qui dell'azione del Lecco, e direi anche la conclusione di quantomeno la voglia e il tentativo di Attis. Poi non è stato precisissimo, ok, però comunque ancora Lecco con Galeandro, cerca e trova spazio sulla destra per Attis, c'è larghissimo, riceve Critta, la Bravo. finta lascia lì sul posto un avversario. Vediamo se c'è la rimessa laterale. È rimasta a Non gli ha terra fatto- Costa, ma non credo gli ha che ci fatto- fosse. non gli ha fatto niente. Attis va a dirgli di poi scintille, perché è andato a dirgli di rialzarsi in maniera un po' provocatoria, ma ci sta perché non sembrava esserci il No, fallo. no, non ci sono. Poi però gli sono saltati addosso in tre niente. quelli del Vicenza ad Attis. Non bisogna innervosirsi adesso perché comunque stiamo bene dentro in partita, quindi c'è una leggera sbracciata di Critta andando via, ma direi che Sì, ma non c'è niente. non c'è niente. E allora sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecco. Già battuta, Frigerio, Critta ancora, peccato non evita che la palla finisca in out. Cantano anche i tifosi del Vicenza che ora vengono inquadrati dalla telecamere di Sky. 35 minuti, è volato quasi via il primo tempo. L'unica occasione, diciamo, grossa è stato quel tiro di Sipos da lontano. Sì. Poi per il resto non si è visto più niente. Si lotta a centrocampo, ora prova con un po' di spazio a ripartire il Vicenza, che sviluppa l'azione sulla destra. Vediamo se no, si fa saltare Ferrini. Attenzione perché entrano dentro, il cross, il colpo di testa da allontanare, poi ancora Ferrini e poi il gol del Vicenza. Il gol del Vicenza. Si era vista lì che poteva essere un'occasione di impegnativa. Morra è andato, se non sbaglio, a buttarla dentro. Poteva essere un'occasione molto pericolosa.
È un po' dal nulla, come dicevi tu giustamente, al Sì, 35. è una caratteristica di questa squadra qui. Il Vicenza la sblocca. Adesso vediamo se lo fanno rivedere. Bella azione a destra di De Col, credo. Poi ha messo in area, c'è stato un colpo di testa, forse di Ferrari. Allora, rivediamo. Palla dentro, la difesa allontana, no, Della Latta che la schiaccia e poi... Sai che sembra quasi autogol di Marrone, però non la tocca Morra. Quando me la tocco. Vanno tutti a festeggiare Morra, quindi credo che... Ci prendiamo un attimo di break, poi torniamo subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. E ovviamente Furlan poco poteva fare a quel punto perché il colpo di testa di Della Latta è stato intelligente, ha saltato di fatto con il rimbalzo i due difensori del Lecco e poi ha permesso di mettere davanti alla porta due giocatori del Vicenza, perché poi Morra va ad anticipare sia Marrone, attenzione a Sipos, per Attis troppo lungo il pallone di ritorno, intanto ci sono dei fumogeni nella zona del Vicenza, dei tifosi del Vicenza sotto la Sud. Dicevo, bravo Morra perché va ad anticipare sia Marrone sia il compagno Ferrari, se non visto male, quindi insomma 1-0, un po' dal nulla, no? Anche se aveva preso un po' campo, però non aveva mai creato occasioni. Attenzione perché ora ancora Ferrari cerca di liberarsi per andare al tiro, c'è calcio di punizione però per il Lecco, praticamente ha giocato la palla da terra Ferrari. Critta centralmente, ora si deve provare a reagire subito, no Lorenzo il Lecco? Sì, ma dispiace perché veramente senza che il Vicenza facesse niente di che ha fatto questo gol qui. Come scrivono anche i nostri amici da casa, dai, puntiamo almeno al pari, ora è dura, serve cuore, se non la metti dentro subito poi subisci. La preoccupazione di Giorgio, come sempre non siamo concreti, poi veniamo puniti. Quello sì, perché per segnare veramente noi abbiamo bisogno di molto di più. Sì. Vicenza l'abbiamo visto, basta una bella azione sull'esterno, una palla messa dentro, un tocco e poi l'attaccante che si avventa, mentre noi facciamo sempre veramente tanta fatica, pur giocando discretamente bene come stiamo facendo stasera, però poi fatichiamo. Bello, c'è un po' di spazio per Critta che aspetta troppo, viene disarcionato. Cade a terra, c'è calcio di punizione, una buona opportunità questa quantomeno per mettere dentro il pallone. Ti saluta anche Denis intanto da casa, il nostro amico. Ciao. E ci sarà allora questo calcio di punizione per il Lecco che adesso andremo a seguire. Vediamo se va Marino, come al solito sono due le opportunità. Marino con il destro, Critta con il sinistro. Da lì secondo te chi va? Un destro o un sinistro? Critta. No. Sì. Critta che va direttamente in porta! Bravo! E la va a togliere da sotto la traversa ancora una volta con fente. Questa era stata battuta Un calciato bene. non bene, benissimo.
Caspita, È stato bravo il gran portiere. parata. Calcio d'angolo intanto battuto corto, finisce a terra un giocatore dell'Ecco che non può giocarla, poi Galeandro Attis, viene sporcata la palla e poi fallissimo su Critta, vediamo se c'è provvedimento o no. Tanto anche mi dice la nostra Benetta Panzeri, che è in tribuna stampa, che anche lì non c'è sicurezza sul gol di Morra o autogol di Marrone. Non è parso chiarissimo. Dopo magari a fine tempo la rivedremo negli highlights di Sky, perché intanto a terra giocatore dell'Ecco e giallo perde la latta. Primo monito della partita, il numero 8 dei Veneti. C'è un Marino che è risuscitato nel giro di 2 secondi dopo il giallo all'avversario. Cerchiamo di capire davvero anche a chi sia stato attribuito il gol. Frigerio imposta lui, apre a sinistra. E l'Ecco che però rimane in avanti. Dopo il gol si è data una reazione, l'ha avuta. Attis resiste a più cariche, qui c'è fallo ancora, è un altro giallo, attenzione perché si sta innervosendo un po' la partita. De Cole, sembra per lui il giallo, non ho capito se poi o è andato a protestare, ma mi sembra proprio che sia stato lui, vediamo. Attis va via, no, in realtà è Cuomo. Infatti mi sembra probabilmente andato solo a protestare De Cole. Cavallini, buona la partita anche sua, anche se era partito meglio, poi ha un pochino abbassato i giri del motore, anche perché il Lecco poi è passato molto più spesso dall'altra parte con Critta rispetto all'inizio di partita. Seguiamo questo calcio di punizione perché potremo scaricare ancora in area di rigore una palla interessante in questo finire di primo tempo, al 43esimo. Marino lascia ancora per Critta, che però la palla c'è un colpo di testa, poi Sipos alza il pallonetto, anzi Martic, sopra la traversa. Qui occasione, ma diciamo un po' telefonata questa dell'Ecco. Era difficile, no? Sì, ma secondo me lì voleva anche metterla in mezzo, non voleva calciare in porta. Ci sarà, chissà se ci sarà. Recupera forse un minuto. Non ci sono state grandi perdite di tempo. E allora in questo momento andiamo a vedere la classifica, perché con la vittoria della Pergolettese a Padova, la vittoria del Vicenza a Lecco, in questo momento c'è parità, ma Vicenza... Ah no, c'è Vicenza avanti scusa, di un punto, cosa dico? Sì, è vero. Quindi veramente ci sarebbe sorpasso, cosa che non era mai accaduta, Fausto, durante il campionato per adesso, no? Quindi neanche all'inizio. Quindi Vicenza che avrebbe completato la sua clamorosa rimonta, perché come sottolineava giustamente Fausto durante la nostra cronaca, a un certo punto il Padova aveva avuto una decina di punti di vantaggio, sembrava tutto finito e invece eccolo lì. La cosa che sorprende di questo campionato, guardando la classifica mentre c'è un minuto, come avevamo un po' pronosticato, di recupero, Lorenzo, è le due squadre più forti hanno giustamente fatto. Intanto seguiamo contropiede con Martic che guida. Poi, peccato perché dà una palla troppo sul portiere, aveva visto giusto il movimento di Galeandro a sinistra,
palla in verticale però un po' troppo sull'uscita di Confente. Martic qui ha letto bene la situazione, è mancata l'esecuzione, peccato perché probabilmente qui va un po' a morire il primo tempo. Dicevo, Vicenza e Padova hanno fatto il vuoto, ci poteva stare, però c'è la Feralpi staccata di 13 punti, di 14 punti dalla prima, e poi dietro la Feralpi un altro vuoto, cioè, quindi la Feralpi si trova un po' lì nella terra di nessuno, no? Un po' un campionato diviso in tre, è vero, no? Feralpi che fa un altro campionato a parte e chiuderà probabilmente al terzo posto. Sì, anche perché dopo, come dici te, quelle sotto la Feralpi fanno veramente risultati alterni, magari vincono la domenica dopo perdono, quindi... Infatti abbiamo visto alternarsi al quarto posto davvero tante squadre, Sorbino, Trento, la Virtus, qualche settimana fa, il Renate che aveva iniziato bene. Se prendi il Renate ha vinto col Padova e ha vinto domenica 2-0, guarda dov'è. E tra l'altro Gian Erminio che era veramente ha fatto tutta la prima parte di campionato in basso, adesso si trova intanto, a 4 punti dal quarto posto. Che stavate guardando lì, però c'è stata una reazione di Ferrari di marrone non vista dall'arbitro, che poteva essere fallo di espulsione, il cartellino rosso per Ferrari non l'ha visto nessuno. Finito. Si gioca ancora, ma ormai direi che sta finendo, forse si recupera per quella perdita di tempo di prima, allontana la difesa dell'Eco, c'è a terra un giocatore del Vicenza, vediamo se finisce qui. Allora, dovrebbe essere finito. Ferrari non marca male però, sì, perché adesso lo stanno cercando adesso. Non bisogna cadere in queste provocazioni, tra l'altro, perché c'è tutto il secondo tempo, la partita è ancora largamente giocabile, no? Assolutamente. Quindi non bisogna cadere in questi tranelli, diciamo così. A breve ci colleghiamo con il nostro Albino, andiamo a capire anche che partita hanno visto in tribuna stampa, ma insomma io penso di poter dire che sia molto simile a quella che abbiamo visto noi qua, e cioè una partita in cui Lecco ha giocato bene. Direi un ottimo primo tempo, peccato per il risultato che ci condanna, però di fatto il Vicenza ha fatto quell'azione. Sì, ma anche non ha neanche tentato, anche adesso se tu vedi non è che va diretto sulle punte e poi accorcia. Poi è una squadra che cerca di far valere i centimetri fisico, ma lo vediamo anche da queste sportellate, contrasti, fa valere un po' anche quella che è l'esperienza. Sì, ma è una qualità di una squadra quella lì, quando è importante. No, assolutamente. Sai giocare bene piace a tutti, quando non puoi giocare bene devi giocare così. È quello che manca a noi, giustamente, come qui di esperienza. Ecco Albino. Sì. Allora, primo tempo giocato molto bene, noi diciamo, dall'Eco, che ha avuto delle occasioni a differenza del Vicenza. Poi però, come sottolineava più volte Lorenzo durante il primo tempo, bisogna stare attenti perché a questi può bastare un'azione per segnare. E però sai, sì, è vero, però dobbiamo essere obiettivi, dobbiamo dire che questo risultato del primo tempo è un risultato non giusto, non è il risultato esatto di quello che si è visto in campo. C'è da dire che il Lecco ha giocato bene, ha giocato anche con determinazione e anche con un giusto approccio, però è chiaro che poi loro sono andati in gol, sono autogol, ragazzi, io non mi ricordo altre occasioni da gol. Allora non ne hanno avute. Io adesso la voglio rivedere perché a me è sembrato, anche a me, autogol di Marrone, anche se poi... No, è autogol di Marrone, confermo. Confermato, insomma, anche da lì, sì. Perché poi giustamente tutti sono andati a festeggiare Morra come se avesse segnato lui, non si capiva neanche. No, è stato attribuito a Morra, ma è stato attribuito in maniera erronea perché è autogol di Marrone. Questa era la prima intenzione, no, infatti anche noi in presa diretta avevamo avuto quella sensazione. Diciamo no, Lecco anche qualità ci ha messo, perché comunque io credo che si stiano vedendo ancora progressi da questo punto di vista, Albino, non so se tu sei d'accordo, perché soprattutto nella prima mezz'ora il Lecco ha giocato con qualità quando è salito, anche nella manovra, anche nella... Ma guarda che io ho visto un Vicenza molto contratto, anche secondo me una certa difficoltà di comprensione della gara, cioè perché ha cercato così in maniera velleitaria di fare delle azioni che sono delle azioni che poi fanno parte proprio del DNA della squadra, ma non si è visto uno sviluppo di gioco di una squadra che vuole raggiungere, non so, il primato o vincere il campionato.
che devi giocare con una certa determinazione. Il Lecco ha giocato secondo me molto meglio, no? E questo è il risultato, ripeto, che secondo me è bugiardo, potrebbe essere cambiato. Sentiremo con lo stesso atteggiamento anche nel secondo tempo, perché io, guarda, per la prima volta mi sento quasi tranquillo rispetto a quello che ho visto in campo da qua. No, assolutamente. E francamente, e poi nel caso posso chiedere di tutto, per amor del cielo, mi sembra che la Pergolese sta vincendo a Padova. Confermo, in questo momento Vicenza è primo in classifica, sì. Ecco, allora voglio dire, sai, questa roba qui può giocare a favore o anche a sfavore, perché magari che non te lo aspettavi o ci pensavi ma non ci credevi e poi vedi come va a finire, capito? No, secondo me il punto almeno lo portiamo a casa, te lo dico. Speriamo, perché sarebbe in questo momento sicuramente super meritato. No, ma soprattutto sarebbe super meritato, ma voglio sbilanciarmi perché il Lecco di stasera mi sta dando fiducia, la sta dando a tutti i colleghi che sono qui e anche al pubblico, perché il pubblico ha visto con grande favore il fatto che il Lecco abbia interpretato questo primo tempo in questo modo. Sì, direi che c'è di che esserne fieri, no? E contenti, soddisfatti, perché veramente un primo tempo al cospetto della prima in classifica a questo punto, quindi voglio dire, è quello che ci fa restare molto fiduciosi, come giustamente sottolineavi tu, Albino. Certo. Bene ancora una volta, direi quasi tutti stasera, veramente, ma soprattutto io ti direi i due esterni mi stanno piacendo molto, perché hanno creato molte occasioni nella prima. Sì, ma poi anche in fase di palleggio e di scambio abbiamo fatto delle belle azioni. Quindi direi con il miglior Attis visto fino adesso, secondo me. Con il miglior Attis, che però devi imparare a non fare delle polemiche inutili sul campo, che portano soltanto a dei provvedimenti che magari ci mettono in grandi difficoltà poi. Sì, una volta l'abbiamo visto, tu dici l'azione verso il finale, quando sulla destra è andato poi a dire a un giocatore di alzarsi, sì, poi esattamente. Assolutamente, però buona alla predisposizione anche sua, l'attitudine è buonissima. Va bene Albino, dai, speriamo di vedere un secondo tempo. Allora a questo punto Gagliardo, visto che attaccheremo anche sotto la Nord, per la prima volta questo sarà un buon viatico. Esatto, ma non so se avete notato che hanno vinto loro il sorteggio e hanno scelto la palla. Giustamente Fausto faceva notare, è stato un po' un errore loro, perché ci consentono... è stato un errore perché hanno scelto la loro curva. Vabbè, meglio così. Tra l'altro sono entrati in ritardo sia dei tifosi del Lecco della Nord che dei tifosi del Vicenza in curva sud. Adesso le curve sono, direi, al completo, quindi bel colpo d'occhio, 500 euro così ospiti che sono arrivati da Vicenza nella curva sud potrebbe essere è giusto. Ok, va bene, dai Albino, ci sentiamo dopo allora. Buon secondo tempo. Anche a voi, a dopo. A dopo. Noi ci prendiamo un piccolo momento di break, ma torniamo per raccontarvi il secondo tempo. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Il blu e il celeste, la passione di una vita.
Il blu o il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blucelesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blucelesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su Squadra e Società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Eccoci qua per il secondo tempo con un cambio subito in avvio per il Vicenza di Vecchi. Entra Laezza, non so al posto di chi. Adesso l'assistente, la signora Silvia Gasperotti, alza la lavagna luminosa e ci dirà chi è uscito. Io credo sia un centrocampista, però no, esce Cuomo, quindi penso vada ad accomodarsi il braccetto dietro Laezza. Dunque spende subito un cambio, lo fa all'intervallo, quindi non si brucia finestre di cambi. Mister Vecchi, probabilmente un problema fisico, no? Sì. Perché uomo, insomma, magari anche una botta in qualche contrasto. Vedremo. Lecco che attacca verso la nord, come abbiamo sottolineato anche prima. Andiamo a recuperare un po' qualche nostro amico da casa. Allora, ok. Fausto devi mettere 1-0 con la scrivania, ma c'è stato un problema con la tastiera, quindi non riusciva ad aggiornare, risolto poi adesso, non riusciva ad aggiornare la titolatrice, quindi abbiamo risolto adesso nell'intervallo. Se perdiamo per non più di 2-0 possiamo considerarci fortunati. Paolo la tocca piano, attenzione in area di rigore, subito il Vicenza, De Col, mette dentro, allontana Marino, poi il colpo di testa di Galeandro, si gioca il tentativo, la grande parata di Furlan sul tiro di Ferrari, poi Costa la alza, subito brivido nell'area blu celeste, fuori gioco, vediamo. Allora il cross dentro proprio di cioè già il tiro non era valido, dici? E allora meglio così. Aveva comunque risposto presente Furlan, sì, perché sempre bravo a farsi trovare. Prova il pallone su Galeandro, un attimino in ritardo. Galeandro gli manca sempre quel qualcosina. Ormai c'è il raddoppio del Trento sull'Alcione, 2-0. Paolo, avete presente la qualità del Vicenza, squadra di categoria superiore, a differenza nostra loro sanno tirare in porta e fare gol. Certo, non l'abbiamo purtroppo sottolineato durante il primo tempo, però non stiamo demeritando proprio al cospetto di cotanta squadra. Annullato il gol del 30. Annullato il gol del 30. Buonasera a tutti, chiedo a voi, sono allo stadio, ma non è fuori gioco sul gol? No, secondo me non c'era. No, c'era un difensore del Lecco, almeno da qui ho guardato anche quello. Secondo tempo Zanellato cambia solfa, dice Alfbrignos, vedremo se ci sarà modo. Non è col Vicenza che possiamo fare punti, andavano fatti con l'Alcione punti. Oggi partita coraggiosa, sottolinea Fausto, e andava come andava. Partita coraggiosa la stiamo comunque facendo, che se adesso fatichiamo un po' a uscire, questi primi 3 minuti di ripresa ci stanno un po' schiacciando. De Col per Laezza, che è nuovo entrato,
veramente altissimo, cioè fuori gioco, cioè. No, fuori fallo La laterale. palla è uscita, pensavo fuori gioco sul ritorno, passaggio di ritorno. Molto alto, si sgancia Laezza che è appena entrato, ora non so se è scalato qualcuno a fare il braccetto perché è iniziato la partita altissimo, quindi boh. Vedremo. Critta insegue il pallone e guadagna la rimessa laterale perché c'è l'ultimo tocco di Leverba, anche se ci sono 2 palloni in campo. C'era anche qualcuno che aveva chiesto, però non lo trovo più, la domanda che avevano fatto a te e non riesco più a trovarla. Tanto c'è il pareggio del Padova con la Pergolettese. Dai che adesso si deconcentra allora il Vicenza e concede qualcosina. Sipos viene lui molto basso a lavorare questo pallone, lo fa bene, trova Martic, controlla un po' col brivido, poi però bene per Attis che si gira, lascia lì sul posto un avversario, può ragionare e apre. No, non si trovano qui in controtempo Ferrini e Critta che era scivolato per terra. Peccato perché qui poteva essere una buona occasione per... Ha chiamato a sinistra Critta adesso. Critta è tornato a sinistra? No, scusa, allora Cavallini è andato a destra? A quanto pare Posizione inedita per adesso, non l'abbiamo ancora visto. Lì sì, lo vediamo Cavallini in alto a destra. Prova un po' a invertire, a mischiare le carte. Valente. O chissà, magari lo ha fatto perché spinto dalla sostituzione loro, Boh, non lo sappiamo, può essere. Però Frigerio, e allora apre proprio il primo pallone a destra della partita per Cavallini, che punta, va sul fondo. La perde in un primo momento, non riesce poi a riconquistarla, poi viene tirato giù, c'è fallo. Però fallo commesso da Cavallini. Sotto gli occhi del guardarini, il numero 39 Blu Celeste va anche a lamentarsene con l'assistente, però questo è. Ti aspetti a breve cambi? Secondo me subito no, perché comunque il campo lo sta tenendo bene il Lecco, lo stesso. Dopo sai, non è che puoi neanche fare, se tu dovessi avere in panchina una punta che magari dice può dare una mano a Sipos, ma non ce l'abbiamo. No. C'è Christoffersen però, visto poco e male per adesso. Sipos palla finisce 7 metri di distanza, però troppo un po' manchiamo lì, lo sappiamo, cioè Sipos ha fatto i suoi gol e sono tanti, certo, però manchiamo un po' di qualità lì negli ultimi 25 metri. È quella, secondo me, in questo momento il vero limite dell'Ecco è quello, perché poi fino a una certa giochiamo bene, sì. Dietro corriamo meno rischi, siamo più quadrati, riusciamo anche a fraseggiare bene fino ad arrivare al limite dell'area, poi negli ultimi 25 metri manca un po' di... Sì, poi forse anche per l'assetto che ha, quindi equilibrato in questo momento, anche i centrocampisti non è che si buttano così dentro. No. No, anche perché sono due, sì. I due centrali, cioè Marino e Frigerio. Non è una critica quella che sto facendo, probabilmente ha trovato un equilibrio tale per cui magari preferisce tenerli. Io continuo a dire che vorrei vedere un centrocampista in più, magari anche con Zanellato e Marino, e Frigerio avrebbe più possibilità. Beh, Frigerio è uno che ha il passo per buttarsi dentro. Cavallini va, la mette dentro, no, sul portiere. È riuscito a evitare l'out, ma il pallone alzato a pallonetto non è riuscito ad arrivare agli attaccanti blucelesti. Spettatori, arriva il dato dalla nostra Benedetta ed è un dato assolutamente di tutto rispetto, 3.650 di cui 650 ospiti, quindi 3.000 comunque al netto degli ospiti sono tanti per un lunedì sera. Tanti, sì. Rimasta a terra intanto Laezza sull'attacco sì, da quel punto di vista lì è proprio bello che la città risponda così, perché comunque adesso, non in questo momento, perché Lecco adesso sta facendo il Lecco, non l'ha fatto prima però, e comunque sono sempre venuti, cavolo, bello, molto bello. Assolutamente sì.
La Hez è rimasta a terra, ora si rialza, ma c'è stata una piccola perdita di tempo. Siamo solo al 54esimo. E inizia un po' a speculare il Vicenza, ma è che d'altra parte squadra di esperienza, squadra che usa un po' tutto. Sì, no? Un po' ti tutto, spezza il ritmo. È proprio difficile questa squadra. Squadra decisamente smaliziata, che è quello che manca a noi. D'altra parte abbiamo anche un'età media molto più bassa. Il Lecco in questo momento ha in campo allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori nati dopo il 2000. Comunque vuol dire tanto. Loro ne hanno uno solo? Sì, Sandon che è un 2003. Vuol dire tanto, c'è una bella differenza. Riconquista palla il Vicenza, il lancio lungo a cercare scusa, credo sia Morra che però sbaglia il controllo. Fuori gioco? Tanto vado a controllare anche un po' anche altre testate di live score eccetera a chi hanno attribuito il gol. 1-1 per Golettese. Golettese sì, 1-1, continua a pareggiare, sì, un po' tutti hanno dato l'autogol di Marrone, quindi probabilmente è stato proprio assegnato a lui. Adesso facciamo un po' più di fatica a tenere palla. Attis prova a fare un po', a creare qualcosa. Critta si scivola molto lì sull'out di sinistra dove c'è Critta, che apre tutta a destra, cambia gioco su Ferrini. Marino riceve un brutto controllo, però Frigerio può rimediare con calma. Il Lecco cerca spazio, Vicenza molto ben messo ora dietro a non concedere spazi. Si possa, che viene spesso e volentieri a lavorare queste palle, poi troppo davanti, tanto palla lunga per Galeandro è forse quello un po' meno in partita. Sì, quello non sta giocando male, però è quello che probabilmente cerca di fare magari anche degli inserimenti in verticale, ma non riesce mai. Si è visto poco, non ha avuto occasioni, mentre Attis è stato più partecipe della manovra, no? In qualche modo lui è un po' fuori dal gioco. Tanto la regia di Sky si perde un po' di autogol di Marrone con la spalla destra, ci dicono probabilmente il gol del vantaggio di Vicenza. De Col sale sulla destra, si piazza però la difesa bluceleste, allora spezza un po' il ritmo all'azione il Vicenza e riparte da dietro senza fretta la squadra di Vecchi. Noi andiamo in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Ancora un fallo di mano. Chiedevano un fallo di mano il giocatore del Vicenza, ma l'arbitro ha lasciato giocare. E si riparte ancora una volta da Confente. Il Vicenza non ha fretta a questo punto, ovviamente la partita dalla sua, anche se l'1-0 non può, tanto c'è giallo per Critta. Primo ammonito del Lecco in questa partita, sono due invece quelli nelle file del
del Vicenza. Una partita che comunque è stata abbastanza serena, ci sono state... Gli ha appoggiato la mano su, sì, Sì. è fallo, però... Ma loro fanno molte sceneggiate, su questo sono veramente molto plateali. Denis, pregherò a San Nicolò. Mi chiudo in preghiera, aspettatemi. Ciao Giulio, ciao mister, ciao ragazzi, forza Lecco. Impegnato a Viareggio, in bocca al lupo, mister Giulio Invernizzi con la rappresentativa del Senegal, Olympique TS6, non mi ricordo più come si pronuncia, però insomma in bocca al lupo. Il cross di De Col nel cuore dell'area, l'anticipo, poi Ferrari, un brutto controllo, Frigerio, dai che possiamo ripartire mentre è morto l'ennesimo giocatore del Vicenza per terra, ma si gioca, è un 4 contro 4, Sipos la sbaglia però, il solito controllo di Sipos così, poi va a prendersi un giallo Frigerio? No, non c'è, aspetta, vediamo un attimo, Morra protesta con Sipos, si accendono un po' gli animi adesso, a Terra Rossi, il capitano del Vicenza. Sì, ma l'arbitro l'ha visto benissimo che c'era a terra il giocatore. Adesso però dovrebbero anche smetterla di buttare la palla fuori. Stanno Tutto. buttando... No, dico sì, quello sì. C'è l'arbitro, Ha se fatto- l'arbitro non fischia, Qua è stato bravo basta. l'arbitro a far continuare l'azione perché era un'azione potenzialmente pericolosa. Poi dopo perché- si alzano, corrono più di prima. Cioè, E adesso- loro veramente... Non mi aspettavo comunque una squadra che specula veramente su tutto il possibile. Poi è chiaro, i campionati li vince anche così, ci sta... Ma forse un po' eccessivo. Sì, sono d'accordo. Siamo al 60esimo, tra l'altro. Tanto vediamo. Purtroppo prima Sipos, Lorenzo, era un'ottima opportunità, Sì. la devi giocare meglio. Sì, ma questo è un suo difetto, ne ha tanti pregi perché poi comunque la manovra bene la palla, quel passaggio lì... Non ce l'ha proprio nelle No. corde. Rimessa laterale per il Lecco, però si torna indietro. A questo punto siamo al 60esimo. Valente potrebbe pensare anche di cambiare qualcosina perché è ora. Confermato anche dall'ufficio stampa, mi dice Benedetta, il gol l'autogol di Marrone, che se non sbaglio è il secondo autogol stagionale, vado un po' a memoria, ma tanto si scivola sull'out di sinistra del Vicenza, perché prima abbiamo visto scivolare Critta e ora De Col. Campo un po' pesante, forse anche quello, non so. Attenzione, dialogano bene, entra in area, vogliono un fallo di mano, ma si gioca a Frigerio, poi anzi Marino, la palla che finisce fuori. Vediamo. No, non c'è nulla anche qua. Non c'è nulla. Frigerio era diffidato. Ma è stato munito Frigerio? No, Frigerio era diffidato, dice Fausto, ma non mi è sembrato di vedere la No. punizione. Critta prima? Sì, ma prima. Si distende bene il Lecco sulla destra, dai ragazzi. Ferrini per Cavallini. Cavallini, cross lunghissimo sul secondo palo, ingiocabile però per Sipos. Peccato qua. A Critta era diffidato, dice Fausto. E probabilmente sì. C'è movimento sulla panchina del Lecco, ma non sembra esserci ancora il momento per la sostituzione. È successo poco in questo secondo Sì. tempo. Lorenzo sta controllando la partita il Vicenza. Si sta speculando perché poi 1-0, sai, non è che sono totalmente in sicurezza. Finisce a terra ancora un giocatore ospite davanti alla panchina di Mister Vecchi, che probabilmente si sta preparando a un altro cambio. Abbiamo visto, abbiamo pronti con la lavagna. Loro qualcuno in panchina bravo ce l'hanno. Sì.
C'è della morte. Della morte, anche Talarico non è male. È un esterno. Molto giovane, tra l'altro, perché è un 2002. Comunque giovane. Insomma. Galeandro, bene, Bravo. esce bene il Lecco. Sipos poi finisce giù. Guadagna un ottimo calcio di punizione, perché qui in palla probabilmente sarebbe uscita. Era un po' sbilanciato Sipos nella corsa verso l'esterno. Marrone per Ferrini che lancia su Attis. Il colpo di testa mette fuori. Qualcuno dalla panchina, sono io credo che un Didio, uno Zanellato potrebbero essere anche di Gesù. Poi ci sta abituando un po' a un triplice cambio, no? A un certo momento della partita. Potrebbe anche giocarsi 3 carte contemporaneamente, anche oggi, anche stasera, Valente. Sì, secondo me dovrebbe avere anche un po' di coraggio, cioè ce l'ha sicuramente il mister, però visto che questa partita qui... E in bilico comunque ancora, no? Quindi la puoi andare a pareggiare comunque, almeno quantomeno. Come è andata la partita lo meriterebbe il Lecco, perché... Prova a uscire il Vicenza, ma Marino recupera il buon pallone. Dai che proviamo a chiuderli tutti nella loro metà campo. Martic trova Frigerio tra le linee, subisce fallo. Calcio di punizione. È veramente a disturbare anche i calci di punizione. Sono rognosi. Sono irritantissimi, mamma mia, quelli del Vicenza. Martic non deve perdere palla, non la perde. Frigerio, c'è Cavallini largo, preferisce centrarsi su Marino. Poi ancora cercare l'ampiezza del campo Martic. Bello il pallone filtrante. Attis perde il pallone. Attenzione perché prendiamo contropiede pericolosissimo. Ma sbaglia il Vicenza. Si può Ferrari mi sa che non ce la fa a Ferrari. Sì, fisicamente un po' stanco. Sì, già lui è un po' macchinoso, no? Però sicuramente è grosso Ferrari. Stanco. Sì, non ha la corsa, no. Quel tipo di corsa lì. Un po' più centravanti ovviamente. Sì, dare rigore, è vero. Marrone apre sulla destra per Martic, poi esce bene Marino, prova il pallone ma troppo lungo in verticale sulla corsa di Cavallini, peccato. Fausto dice scusa, avevo capito che era stato ammonito. Stiamo dominando, scrive Giulio. E allora controlliamo bene il pallone, proviamo ad arrivare dalle parti dell'area di rigore vicentina, ma non riusciamo mai a creare l'occasione. Giocano molto sporco loro, Giancarlo. È vero. Attenzione perché entrano in area con Morra, chiuso da 2 avversari. Lo portano verso la bandierina. E senza fallo. Poi guadagniamo la rimessa laterale. Bravi qui. 2 giocatori del Lecco, non ho visto bene chi, Martic forse e c'era qualcuno, non so se Cavallini, forse in sovrapposizione. Ecco i cambi. 2 sicuramente. 3. No, aspetta. Sì, 3. Senè, Zanellato e Didio. 2 li ho presi, Didio, Zanellato. Allora. Didio entra al posto di Cavallini. E direi che questo ci può stare, un cambio sull'esterno. Poi vediamo se... No, vabbè, direi Didio a destra. Non è il suo ruolo naturale, la sua posizione naturale. Gli applausi dei distinti per Cavallini che esce dall'altra parte. Fuori Galeandro per Senè, ci può stare anche questa. E Zanellato, direi Marino, probabilmente. Critta? No, Critta prende delle... Esce Attis, eccolo allora. Fa quel cambio tattico che dicevo io, lo fa a questo punto per... Vediamo. Anche loro entrano. Anche loro stanno facendo una sostituzione. Adesso vediamo che vi daremo conto anche di chi esce. Loro esce Rossi ed entra Carraro. Che è un po' più difensivo, credo. Sì. Quindi dovrebbe giocare comunque abbastanza davanti alla difesa. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo per il finale. Chi va alla ricerca della purezza
Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va al cuore del cacao? Vanini, nel cuore del cacao. Tu vedi anche se riaprono un po' tanti così. Ci stanno, stavamo parlando dell'abitudine ormai di Valente a fare cambi tutti in una volta, ci sta per dare anche una svolta, no? Una botta insomma alla partita. E lo fa anche dal punto di vista tattico, perché sicuramente ora cambia qualcosa. Certo, uno si aspetterebbe magari questi cambiamenti tattici, no? Lorenzo, se stessi vincendo con un centrocampista in più, una punta in meno. Però vabbè, Ma sì, puoi avere più equilibrio magari. Certo, poi magari Palla dentro, concede l'angolo le Verb. sta cercando anche magari qualche inserimento da dietro, da parte di Zanellato, visto che comunque è difficile arrivare lì. Tra l'altro subito una bella palla di Sì. Zanellato, se non ho visto male, no? Col cross da lontano, dai 30 metri, a cercare Sipos. Va a batterlo Critta, questo calcio d'angolo. Dai ragazzi, che adesso abbiamo sì, anche Didio e Sene che possono andare anche loro a saltare. Il cross di Critta troppo sul portiere che ci mette i pugni. Poi il colpo di testa di Frigerio, allontana il Vicenza. Non ti ho chiesto una valutazione sui giocatori che sono usciti, Cavallini, Galeandro e Attis. Ma secondo me il Lecco il primo tempo ha fatto veramente bene, tutta la squadra, perché poi la compattezza di squadra ti dà anche la possibilità di far pressing, di rilanciare, vuol dire che erano belli compatti, quindi mi sentirei di dare un giudizio positivo. Frigerio, il tacco di Sene per No, Sipos nel cuore dell'area, viene tirato giù. No, fuori gioco. Fuori gioco. Non so di chi. Dai, vediamo, perché poteva essere quasi rigore, sai. Vediamo. Qua. La maglia era tirata, però si è alzata la bandierina. Direi che ci poteva stare comunque nel caso in cui fosse stato in gioco. La trattenuta è stata piuttosto evidente. Sì, gli ha tenuto la maglia. Poteva essere rigore abbastanza netto. Fausto? No, ormai dei fuorigioco non è meglio non più parlarne, perché anche quelli in Serie A, ho visto quello che gli è andato contro il Como. Qua è il campo che dà il verdetto subito. Punto. Ha ragione 1000 volte Fabregas quando dice però non mi fanno vedere quando parte la palla, cioè mi fanno vedere solo l'immagine finale, cioè. Qua non c'è neanche quello, però anche questo qua, dai, adesso. Tanto in chat è arrivato un Foggiano, mancavano da un po' di tempo. Prova ancora il Lecco che ora ha preso molto coraggio anche con gli ingressi. Zanellato lavora bene il pallone, finisce a terra. Si è fatto male Zanellato, ragazzi, mi sa. Che fallo ancora. Che si mette tanto giallo per Ferrari, che è andato a pestare duro Ferrini. Cazzo, ti ha una in faccia. Vediamo. Sì. Mamma mia, brutto qua, Giallo per Ferrari. Era quasi un arancione, direi. Intanto si rialza. Ferrini si rialza. Io voglio vedere se si è rialzato anche Zanellato, però. Zanellato si è rialzato, era lì. Sì, era lì, sì. Non l'ho visto, scusa. E allora è il terzo munito dopo Della Latte Cuomo Ferrari per quanto riguarda il Vicenza, però la reazione c'è stata del Lecco, 71esimo, ancora un ottimo Lecco, la punizione di Marino, colpo di testa da allontanare, può arrivare di gran carriera proprio ancora Marino, che poi un ultimo tocco, Didio, un ultimo tocco suo nella foga trascina fuori il pallone. Si rimane sull'1-0, ma è un 1-0 bugiardo, molto bugiardo. I tifosi dell'Ecco che continuano a cantare. Marino con l'esterno, un po' alla cieca, sbaglia. E poi la palla che torna dietro. Non cambiano i risultati sugli altri campi, no? Fausto, sugli altri due campi. Direi che siamo ancora sull'1-1 Leuganeo tra Padova e Pergolettese, 1-0 del Trento sull'Alcione Milano.
lancio lungo, si fosse anticipato, Fausto? No, l'unica cosa che c'è da dire è che sia Pergolettese che Alcione sono in 10. Ah, e quindi attenzione, perché la superiorità numerica per il Padova potrebbe essere interessante, Ha importante. fatto gol su rigore il Padova e si è espulso. Fallo brutto ancora su Zanellato. Vediamo se c'è il giallo. No. Però qua ci poteva stare, va a dargli un pestone. Ultimi 17 minuti, il fallo l'aveva commesso De Col. Ultimi 17 minuti. Mentre da casa, seguiamo Zanellato che cambia gioco bene sulla destra per Di Dio. Giulio, il portiere, fino ad ora avrà trattenuta 15 minuti dentro il pallone e gol del Lecco con Sené che fa l'1-1. Splendido in acrobazia, Sené va a esultare, ma rivediamo subito perché intanto va a chiamare, fa una telefonata a Sené. Eccolo il gol che riequilibra una partita strameritata dal Lecco per adesso, ma la qualità, perché Zanellato da Di Dio crossa benissimo e Sené, i cambi di Valente, 1, 2, 3. Ed è 1-1, meritatissimo al 74esimo. Bellissima, poi la giocata anche di Sené da attaccante vero, sì, voleva farla, no? Poi arriva anche il cross al bacio di Dio e Sené davanti alla porta lestissimo a fulminare con fente. 1-1 e allora tutto da rifare per il Vicenza, che ora dovrà anche osare qualcosina in più. E magari chissà, Lorenzo, può dare spazio alle ripartenze del Lecco? Speriamo. Ma l'atteggiamento loro non l'ho capito così remissivo. Proprio 1-0. Ora può cominciare un'altra mini partita nella partita, in questo quarto d'ora finale. Speriamo davvero che possa essere positivo per il Lecco nell'area di rigore, il controllo del Vicenza. Zanellato che è entrato benissimo, un po' come anche gli altri in partita, i cambi. Intanto rivediamo la bellissima azione del Lecco finalizzata alla grande da Sené, che Fausto è il primo gol in maglia blu celeste, no? Quindi con il bell'assist di Dio entrerà anche Anderson tra poco, forse per critta, non lo so, scopriremo. Comunque davvero i cambi di Valente hanno impattato benissimo. Sipos viene prima nel centrocampo addirittura a lavorare questo pallone per Marino. Sené prova a difendere il pallone, ora riferimento centrale, visto che Sipos era indietreggiato a giocare quel pallone. Gol dedicato a tutti i miscredenti, dice Giancarlo. Gabriele, il Foggiano porta bene. Foggia e i Foggiani portano sempre bene, dice Fausto. Dai ragazzi, facciamo il secondo, scrive Daniela, ci può stare. Intanto iniziamo a... Già l'1-1 va bene, ma vediamo se il Vicenza ci lascia spazi. Tanto c'è un cambio, penso. No, c'è a terra un giocatore del Vicenza che chiede il cambio, forse. De Col, se non vedo male. Sì. Che chiede o comunque l'intervento della panchina, vediamo poi se sarà in grado di proseguire la partita o meno. E avevamo visto Anderson pronto all'ingresso, eccolo qui, vediamo chi esce. Tendenzialmente direi Critta, però non lo so. Sì, Critta
che è anche ammonito. Ci prendiamo un break, poi seguiamo questo finale di partita 1-1. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma! E che incredibile prezzo! Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. È una squadra rognosa. Parlavamo con Lorenzo durante la pausa che è bravo comunque il Lecco perché sta affrontando una squadra rognosissima, forte, rognosa, e lo sta facendo davvero molto molto bene, con grande qualità, direi. È nettamente la miglior partita stagionale a questo punto. Come prestazione Sì. direi proprio di sì. Tanto Fausto, sono arrivate delle immagini del gol di Sené del nostro Matteo, non so se poi ce la fai vedere qualcosa agli amici a casa con gli scatti di Matteo. Intanto si gioca nella metacampo del Lecco, con il Lecco che può giocare la palla. Frigerio, ottimo, buona partita anche di Frigerio comunque. C'è spazio per Marino lì quasi sul centro-sinistra, Zanellato, interessante comunque questa opzione ora con 3 centrocampisti. Poi io non ne so niente di calcio, però chiedevo questa cosa da quando siamo andati così, è arrivato il gol. Poi Valente è stato bravo a cambiare le carte perché c'è quella qualità che possono garantire Zanellato e Marino. Bello anche l'abbraccio tra Sené in panchina e il mister dopo il gol. Attenzione a Vicenza che ora ci prova alla botta, poi scivola direttamente Rauti che è appena entrato in campo, ha provato subito dalla distanza. E allora Laezza per uno dei nuovi entrati sulla destra, Carraro, se non ho visto male. Poi Zonta per Laezza, sempre a destra, ma il Lecco è molto ben stretto con le due linee. Carraro apre a sinistra per Costa. Deviazione di Frigerio che concede la rimessa laterale all'80°, 1-1. Una partita che Lecco veramente merita di non perdere, quantomeno in questo momento, ma forse meriterebbe, ai punti merita sicuramente di più del Vicenza, quindi vediamo se avrà la forza, la qualità di provarci fino alla fine. Anderson anticipato da un pallone un po' impreciso per lui, poi però va a riconquistarlo e in qualche modo Lecco no. Non riesce a raggiungere questo pallone toccato da Rauti, poi Martic deve spazzare, lo fa bene, vediamo se Sené va su questo pallone. Sipos per Sené, deve andare Sené in porta, anticipato al momento di concludere, qui un po' dormito, però poi bravo a riconquistare il pallone per Anderson in controtempo. Ci può arrivare Zanellato che mette ordine, va da Marrone che apre sulla destra per Martic, c'è Di Dio, Martic però ha un pallone in profondità per nessuno, peccato. Domani entro in Basilica e metto l'offerta, Denis. Gabriele, a prescindere da come finirà questa sera, peccato aver perso tutto questo tempo. Mister Valente, tanta roba davvero rispetto ai predecessori. Sono d'accordissimo. Direi che è un allenatore vero. È un allenatore vero e ha trasformato la squadra in una squadra. Non ha un atteggiamento giusto. C'è chi Merita Stepanovic, forza Lecco, mi saluti? Sì, ti saluto, ciao Merita, ti salutiamo. Gol al 90° di Sipos, Denis si lancia in questa tensione, eccolo proprio Sipos, anticipato però sul pallone in profondità, ma
Lever mette fuori, Frigerio ha i crampi, forse anche un accenno di crampi, finisce per terra, si rialza. C'è comunque la rimessa per noi. Chi è che ha un biennale? Fausto dice comunque ha un biennale. Entra anche Christoffersen, prova a vincerla in tutti i modi, Valente, ci piace. Chi esce? Sipos. No, beh, allora non cambia. Mi smentisce subito. Esce Sipos che ha giocato una partita generosa. Ha messo lampione. E perché prima non andavano i LED, quindi... ma è perché il quarto uomo donna è abbastanza piccolina di statura. È più alto di Sipos. È un po' più alto di Sipos Christopher, sì, però non credo tantissimo, sai. Ecco, subito un pallone buttato dentro, c'è un colpo di testa che abbatte Sené, un pallone che arrivava molto teso, prova il Vicenza a sinistra, attenzione, bravo Marino, che riconquista in tackle il pallone, non lo perde, c'è il break del Lecco, dentro il pallone per Christoffersen in controtempo Frigerio, peccato. Fausto diceva ha un biennale il mister, quindi si può sperare per l'anno prossimo, perché comunque si ripartirà da lui, certo, quindi con un'estate... Adesso iniziamo a guadagnarci la salvezza, poi dopo l'estate ci pensiamo col mercato che probabilmente molti giocatori verranno confermati anche da quindi quelli visti a gennaio, perché ha impattato bene l'esperienza in arrivo alla... Poi devono cominciare, il Lecco deve cominciare a costruire, cioè quindi tenere quelli che reputa più interessanti a tenere. Tanto della morte per Zonta. No, sono d'accordo con te, anche perché poi a giugno dell'anno scorso ti sei ritrovato giocatori che rientravano dai prestiti, te li sei dovuti riprendere in qualche modo, no? Gli Ionita, eccetera. A gennaio hai cominciato a costruire un'altra squadra, un altro tipo di squadra. Cross in mezzo intanto di Laezza, poi dall'altra parte rimessa ancora, ora stanno sparacchiando un po' nel mezzo, un colpo di testa, allontana il Lecco che deve mettere ordine, ma di Dio non si fa pregare e spazza. Però quindi si ricomincerà con un calcio di punizione per noi, come mi informa Fausto. Una partita che insomma per adesso meritiamo, strameritiamo. Chissà in questi ultimi 5 minuti più recupero, ma comunque vada, in questo momento applausi per il Lecco. Sì, secondo me verrà di quelle che ho visto io la partita più, anche perché gioca contro una squadra di livello. Assolutamente, questa in generale è la partita forse più impegnativa, no, dell'anno, Certo. anche per il momento in cui arriva Sì, con sì, Vicenza, che è di fatto è lì ai vertici della classifica, ha completato la sua rincorsa sul Padova e il Lecco la sta interpretando con questa qualità e con questo coraggio soprattutto, perché poi ha cercato di giocare la partita dall'inizio, dal primo minuto. 86 ne sono trascorsi, ora è entrato anche Talarico, ci siamo persi prima, ma è entrato anche il numero 44 del Vicenza, non ho visto il posto di chi, probabilmente prima hanno fatto anche un doppio cambio anche loro, al 33 quando è entrato Rauti, è entrato al posto di De Col. Rimessa laterale affidata a Ferrini, che va indietro da Marrone. Martic prova bene Frigerio, di prima non c'è però nessuno da quella parte, e allora la difesa del Vicenza che può rigiocare il pallone. Zanellato non ci arriva, poi ha buttato un po' via lì da Ferrini la palla, attenzione, deve uscire Furlan e in qualche modo riesce a giocare il pallone senza fallo. Era caduto anche il giocatore del Vicenza nel contrasto, così come Christoffersen, che va forse a travolgere e poi anche a dire qualcosa al giocatore della Vicenza, numero 23. Beh, era fallo questo, assolutamente. Laezza, questo forse era fallo, ma si è già dall'altra parte con Della Morte che scaraventa dentro il pallone, non arriva però fortunatamente il colpo di testa
di Morra, anzi no, non è Morra ma è Rauti. Mancano 2 minuti più recupero. Si può ipotizzare un recupero robusto secondo voi o... Bah, 4-5, sì. Tutte le sostituzioni. Fallo su Morra, chiuda all'attacco il Vicenza che ora naturalmente darà il tutto per cercare di portare a casa i 3 punti. Lecco sarebbe il quarto pareggio in caso finisse così consecutivo, ma è come se fosse una vittoria questa, perché come l'hai recuperata con grande qualità contro il Vicenza ci può stare tutto il pareggio, insomma, voglio dire. È rimessa per il Lecco questa, nonostante Costa vada, vabbè, rubacchiano qualche secondo, qua ci può stare anche bene a questo punto. Non cambiano i risultati, allora in questo momento sono invariate le distanze tra Padova e Vicenza, visto che pareggiano entrambe. 73-72, anzi scusa, 73-71 allora a questo punto, giusto? Sì, sono 2 punti. Fallaccio! Qui però, come fa a non esserci almeno il giallo per Rauti? Infatti arriva. Su Marino, mamma mia, questo era da rosso? Sì, questo era da rosso. del cacchio. Questo qui è clamoroso. C'è la segnalazione del vantaggio del Padova al 94esimo. Attenzione, Padova in questo momento allunga, ragazzi. E torna a più 4. Va a più 4 come qualche settimana fa sul Vicenza. E chissà che ora la notizia, insomma, sarà arrivata anche lì, in campo. Marino lotta, arriva Sené che prende calcio di punizione. 5 minuti di recupero. Dai ragazzi, che si può andare a vincerla con un colpo gobbo. Calcio di punizione, lo batte Marino. Sotto la Nor che canta, dai che è maturo, il colpo gobbo al 91esimo, viene giù la rete. Marino va in porta, non c'è mai la deviazione su questi calci piazzati. Poi cos'è? Anderson colpisce il pallone in maniera fantoziana, lo spedisce in rimessa laterale. Questo finale assolutamente c'è fallo, qui tutto è possibile. Secondo te arriva in queste situazioni, sarà arrivata in campo la notizia del Padova? Sì, lo sanno. Ti abbatte in questo momento o ti dà... Beh, per come ha condotto la partita il Vicenza probabilmente è un rammarico, perché l'ha voluta gestire proprio completamente. Secondo tempo non hanno neanche quasi provato a fare un'azione manovrata. Troppo passivi. Non Secondo me sì, sei 1-0, può succedere veramente di tutto. Tanto bravo a prendersi il fallo qui. Se non ho visto male, erano troppo sicuri. no, Ferrini.
Sì, troppo poco per il Vicenza, hai ragione, perché Sinceramente, secondo tempo adesso non dico che di andare allo sbaraglio, però Intanto non è ha tentato di giocare, ha sempre buttato questa palla È lunga. finita a Padova. Padova è finita 2-1. No, mi fa ridere Vecchi che si lamenta che perdiamo tempo noi quando hanno perso tempo per tutta la partita loro. Dal Cioè, 54esimo hanno iniziato a perdere. Ma cazzo, ma adesso è anche come si può fare comprensibile una... che lo possa perdere Lecco un po' di tempo. Sì, tra l'altro La partita mancano Valente 2 indemoniato in minuti. panchina, stralunato in viso. Della Morte lo chiudono in 3, l'ultimo a toccare è Anderson, 93esimo, bisogna reggere ancora per 2 minuti, ragazzi, dai. Palla dentro in area che salta, poi se ne allontana l'autore del gol del pareggio. Christoffersen rincorre questo pallone, ma è in vantaggio Leverb, che può giocarla presumibilmente. No, addirittura si prende il lusso di scartare Christoffersen, che poi commette un falletto. Vabbè, Che rischio. ha rischiato tantissimo qui Leverb nel cercare l'1 contro 1 con il centravanti blu-celeste. Manca poco più di un minuto alla fine di questa partita che vi abbiamo raccontato. Intanto sbaglia il Vicenza, la palla finisce fuori. Dai, 60 secondi. Per questo pareggio importantissimo. C'è rimessa battuta lunga, ma c'è anche un fallo. Sì. Con attenzione, perché gli ospiti potranno buttare probabilmente il pallone in area di rigore o comunque lontano, e lì si andrà presumibilmente a concludere la partita. Costa lunghissimo in area di rigore. Ha preso la rincorsa Ferrini, mi è venuto un brivido. Poi di Dio che gioca il pallone, lui la tiene, si prende il fallo, bravissimo, perché qui probabilmente è finita la partita. È arrivato il fischio, Fausto? Sì. Finisce 1-1, una partita che il Lecco ha meritato di pareggiare sicuramente, ma ai punti, insomma, avrebbe anche potuto vincere. Giancarlo, non esiste per questo arbitro Comasco il rosso? No. Ciao Denis, ciao a tutti, buonanotte a tutti, grazie per averci seguito. Intanto vi saluto già da casa. Adesso andiamo da Fausto, il sorriso di Valente, che saluta anche la Silvia Gasperotti, che è l'assistente, la quarto uomo, e saluti anche tra i giocatori in campo. Una bella cornice di pubblico, Sì. Una bella serata di Beh. calcio, una partita sicuramente interessante, non magari bellissima dal punto di vista tecnico, però emozionante sicuramente. Alla fine arriva un pareggio più che mai meritato dal Lecco. Tanto ci colleghiamo con Fausto, ci collega con Albino. E poi facciamo una conclusione anche con te, Lorenzo, in una considerazione finale. Sentiamo se c'è Albino. Finali anche gli altri. Il Trento ha vinto 1-0 con l'Alcione. Ecco che ora va a +3 sulla zona play-out. Allora, vediamo se c'è Albino. Ti mando in linea. Ciao, buona serata. Ciao. Albino, ciao, mi senti? Sì, assolutamente. Eccoti qua. Allora, un altro bel secondo tempo dell'Ecco che porta a casa un pareggio strameritato. Allora, noi dobbiamo valutare che qui c'è il buon lavoro del mister Valente. C'è una squadra che è in crescita e sta giocando bene, cioè adesso non possiamo fare riferimento a tempi andati. Se il Vicenza che va via da Lecco con l'1-1 senza mai aver tirato in porta, cioè voglio dire, perché qui si sta parlando di un'autorete fatta con la spalla da Marrone sfortunatamente, ma il Vicenza, io non ho visto un tiro in porta del Vicenza, ragazzi. No.
Infatti stavamo parlando con Lorenzo, cioè loro poi alla fine hanno pagato anche un atteggiamento fin troppo rinunciatario, quelli del Vicenza, speculativo. Sì, assolutamente. No, adesso voglio sentire l'altro gasato, perché anche loro hanno un bel gasato in panchina, no? Sì. Sentiamo cosa avranno da dire in sala stampa, perché poi ogni tanto si vedono delle commedie. Loro noi abbiamo visto, Albino, hanno iniziato, non so se dalla tribuna, dal campo avete avuto la stessa impressione, loro hanno iniziato a speculare al 54esimo, abbiamo visto nelle prime perdite di tempo, sceneggiate. Sì, una cosa allucinante. Aggiungo che se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. No, assolutamente. Tra l'altro Valente bravo, perché i 3 cambi in quel momento lì, che si potevano sembrare, no? Togli un attaccante e mettere un centrocampista, la squadra ha giocato ancora meglio, se possibile. Allora, e tra l'altro il gol lo confezionano i tre nuovi entrati, no? Un tocco dopo l'altro. Ma volevo dirti che tra l'altro dei 3 allenatori che abbiamo avuto quest'anno, questo è l'allenatore che ha capito più degli altri, soprattutto meglio degli altri, come far funzionare questa squadra, anche in un momento di grande difficoltà come quando tu sei vicino alla retrocessione. Sì. C'è una bella atmosfera, immaginiamo, anche lì a Riga Monticelli in questo momento. Sì, c'è una bella atmosfera, c'è entusiasmo, quindi voglio dire, ma è anche dovuto, perché sinceramente non ci sono delle dimostranze da fare su fortune o praticamente diciamo così, anche c'è un po' di confusione, ma non ci sono neanche da fare degli appunti alla squadra, che ha dato tutto, tutti hanno dato tutto, sinceramente. Assolutamente, siamo d'accordo con te. Va bene Albino, grazie mille, allora ti lasciamo la conferenza stampa, poi ti ritroviamo domenica prossima. Assolutamente, ci si sente. Buon rientro, ciao Albino, buonanotte. Grazie anche a voi. Lorenzo, in conclusione direi che si può stare decisamente per questo finale di stagione, per queste 6 partite che mancano dopo questa di stasera, molto fiduciosi si può essere, perché Valente ha trasformato davvero la squadra, lo ha resa, ha reso il Lecco, lo ha reso una squadra vera. Sono d'accordo, perché secondo me mancano poche partite, ci sono troppe squadre davanti, come numero di squadre intendo dire, non tanto per i punti che mancherebbero per i playoff, ma se avesse preso in mano la squadra prima probabilmente sarebbe riuscito anche a portarla ai playoff, secondo me, cioè, poi, perché adesso ti dà la sensazione di essere una squadra. Non dimentichiamo che stasera ha giocato una buona partita, anzi un'ottima partita contro una squadra forte, sicuramente più forte del Lecco, e l'ha messa in difficoltà, perché poi quello che dicevi tu, hanno speculato da subito, significa che loro probabilmente si sentivano anche sicuri del fatto che comunque prendono meno, invece il Lecco ci ha creduto alla fine, quindi anche da questo punto di vista è diventata squadra. Sono d'accordissimo con te. Allora siamo in chiusura, ottimo Lecco, andiamo a dormire, anche se ci vorrà ancora qualche ora, in maniera serena. Grazie a Lorenzo Marconi, grazie a voi. Lorenzo, alla prossima, grazie a Fausto Riva che ci ha coordinato come sempre dalla regia, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, buonanotte a tutti. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.